Prima l'intervista di Fattori diceva molto vicina. Io non sono così tanto d'accordo su questa pista, non si può tracciare in un modo diverso, ma forza Alberto, perché ribadisco, ritengo che ci siano tutte le condizioni per fare una bella gara. Dai, 5, 4, 3, 2, partito il campione, via. Vediamo se è deciso. L'unica cosa, stare attenti a non inclinarsi troppo. Adesso vedrete, tra un po' c'è una lunga e dopo quella lunga c'è il primo passaggio veramente difficile. Ecco la lunga, questa porta qua è complicata e Alberto l'ha fatta alla grande, senza problemi. Via Alberto, sta sciando molto bene, molto pulito. Adesso deve solo stare attento a non sedersi, non tanto perché ci sono dei gobboni quanto perché potrebbe arrivare un attimino in ritardo di linea. Fino adesso secondo me sta sciando alla stragrande. Via Alberto, via, dai! Perfetto anche qui. Sempre difficile valutare quando parte il numero 1. Qui forse una piccola grattatina su questo secondo cambio, però mi pare ancora in linea. Via, adesso deve scappare via più veloce. Bisogna stare attenti in questo tratto centrale dove bisogna essere un po' più progressivi. Qua mi piace meno, mi è piaciuto molto di più in alto Alberto. Dai, via! Adesso entra sul muro finale e qui ancora può fare di nuovo la differenza. Via Alberto, via! E chiude in 57 e 54. Personalmente mi è sembrato andare molto bene in alto, benino nella parte centrale e sia un grande vantaggio, e credo che Alberto sia riuscito a sfruttarlo piuttosto bene. Tra l'altro il suo avversario più pericoloso, ovvero Mickey von Gruningen, partirà col numero 7. Attenzione all'Assecius, un Lassecius che è in grandissima forma, medaglia d'argento in combinata, quarto in discesa. Vediamo un po' com'è nella parte alta. Aia, 22 centesimi di vantaggio rispetto ad Alberto. Non me l'aspettavo francamente, anche se Cius è ritornato in condizioni di forma veramente strepitose ed il norvegese quest'anno in slalom gigante prima dell'infortunio a Kitzbühel stava sciando in modo veramente fantastico. Vediamo il suo intermedio adesso, 36,10 quello di Alberto, 36,21 è dietro di 11 centesimi, forza, è arrivato anche un po' in ritardo di linea ora su quel cambio, quindi secondo me ha lasciato qualche altro decimo per strada. Vediamolo ora nella parte finale l'Assecius, 57 e 54 il tempo di Alberto, 5, 6, 7 e dietro di 3 centesimi. L'Assecius è dietro di 3 centesimi. Mamma mia che gara, tra 5 secondi Hans Knaus di Cius, ma adesso è il momento di Hans Knaus, il vincitore della Val Badia, cliente difficile. Questo è un gigante secondo me abbastanza simile a quello della Val Badia, anche se manca tutto quel tratto di semi-ripido nel finale. Vediamo un po' Knaus, atleta simpaticissimo, 18 centesimi di ritardo per lui, quindi è più o meno sulla linea di Alberto, pista che in alto comincia a segnarsi un po'. Vediamo ora Alberto qua Knaus nella fase centrale, 36,10 l'intermedio di Alberto Tomba, sta sciando bene Knaus. 36 e dietro da Matti, 81 centesimi di ritardo per Hans Knaus, e anche lui in quel passaggio subito dopo l'intermedio ha avuto le sue difficoltà. Alberto sembra essere andato veramente forte tra il primo e il secondo intermedio. Aspettiamo un numero ancora dell'austriaco che finisce fuori Hans Knaus, e quarto a Morioka, cliente pericolosissimo, vincitore quest'anno dello slalom gigante di Flachau. Vediamolo un po' in azione con questa sua sciata sempre tanto particolare. Lui sui tracciati disegnati dal suo allenatore si trova sempre perfettamente. 15,10 in ritardo di 14 centesimi Urs Skelin, e fa un numero anche qui. Ecco ora Urs Skelin in questa parte tra i 15 e i 35 secondi dove Alberto sembra essere andato davvero bene. Vediamo un po'. 36 e 87 nettamente dietro, 77 centesimi di ritardo per Urs Skelin. Attenzione, questo è un dato estremamente importante, 77 centesimi di ritardo su una pista così corta sono molti, e Urs Skelin non mi sembra che abbia fatto dei miracoli nemmeno nella parte finale. 54, 5, 6, no, è nettamente dietro, 58 e 19, 65 centesimi di ritardo per Urs Skelin, e questo è un altro dato importantissimo. 1,72, attenzione a questo qui però, Mario Reiter che è in grandissima forma, secondo nel gigante di Flachau, alle spalle di Skelin davanti ad Alberto Tomba, un Mario Reiter che nello slalom della combinata ha dimostrato di essere veramente in condizioni eccezionali.
subito in ritardo però, ed è fuori anche lui. È una neve traditrice questa, è una neve difficile. Pista perfetta come l'ha avuta Alberto. Partito von Groningen. Lui è il manuale della tecnica di slalom gigante, ho avuto occasione di dirlo tante volte. Subito un numero, appoggia la mano per terra e a momenti va in testa coda e quindi perde qualcosa, però guardate, nonostante quel numero è abbastanza attaccato Alberto, solo 26 centesimi di ritardo per lui e sta sciando bene ora. Vediamo un po' come arriva al secondo intermedio, se anche lui accusa da Alberto un ritardo in questo tratto. 36 e 49, 39 centesimi di ritardo per von Groningen, che comunque è ancora in gara e che è stato molto pulito in quel secondo cambio di pendenza, dove invece sono arrivati in ritardo sia Tschüss sia Kehlin. Von Groningen continua a sciare abbastanza bene, dovrebbe sicuramente arrivare molto vicino a Tomba e a Tschüss. 56, 57, 58 e 01, è terzo con 47 centesimi di ritardo, signori. Alberto Tomba. Steve Locher ora in pista, ottavo nel 91, terzo in combinata ad Albertville. Steve Locher, anche lui quest'anno non ha avuto una stagione esaltante, vediamo un po' come se la cava questo mondiale. Buono in alto, perde solo un decimo. Guardiamolo nella parte centrale. Sta continuando a sciare abbastanza bene l'elvetico, che anche lui tecnicamente è davvero molto bravo. 36 e 40, vedete, è buono, 3 decimi soli di ritardo per Steve Locher, ma qui fa un grosso errore, un errore enorme che gli costa almeno un secondo, perché è commesso in un tratto abbastanza pianeggiante, non molto ripido, e quindi un errore che Locher pagherà molto. 54, 55, 6, 7, 8, e vedete che è quinto con 83 centesimi di secondo, e Steve Locher senza quell'errore sarebbe stato enormemente competitivo. Dintorni di Nizza, e qui c'è un gruppo di tifosi che è arrivato sin dalla Costa Azzurra per sostenerlo. Eccolo in azione nella parte alta, è un attaccante micidiale il francese e sta attaccando moltissimo anche adesso, sbaglia un po' ma sta tirando come un matto, e guardate, migliore intermedio insieme ad Alberto Tomba. Qui un piccolo errore per Sayoni, che sta attaccando come un matto. Continua a sciare abbastanza bene il francese. 36 e 32, 22 centesimi di ritardo per lui. Qui un pelo di ritardo di linea, ma si è rifatto molto bene, rimettendosi rapidamente in carreggiata. Adesso ha forse diminuito un po' il ritmo, ma sta comunque facendo una gran manche, ma sfortunato Sayoni davvero, si è inclinato. La partenza era una neve favolosa per lui e stava sciando molto bene qua in alto, ma purtroppo si è seduto ed è scivolato via. Davvero una disdetta, speriamo in Alessandro Fattori e in parte nei confronti di Alberto Tomba. Locher, autore di una bellissima prima prova con tanti errori nella parte centrale, altrimenti sarebbe stato molto vicino ai primi due. E si sta inclinando molto, una sciata molto a rischio questa di Locher, che perde già gran parte del suo vantaggio. Se continua a sciare così anche lui rischia di fare la fine di Stiansen e di Mie. Sta sciando pulito, ma 83 centesimi di vantaggio ora, ma subito un errore dopo l'intermedio. Avete visto nel punto dove ha sciato pulito? Intanto qui sta sbagliando parecchio, però in quel punto alzava poca neve, sembrava lento, invece lo sci correva. Ci picchia se correva. Christian Mayer inquadrato sulla destra, e vediamo un po' come chiude Locher. 2,62 primo con 49 centesimi di secondo. Mamma mia che gara, che lotta. Tra 5 secondi Urs Kehlin, ed eccolo Urs Kehlin, vincitore del gigante di Flachau, 18 centesimi di vantaggio sul connazionale Locher, un ritardo di 65 da Tomba. Miglior tempo di manche Freddy Nyberg davanti a Steve Locher e a Christian Mayer, ma Steve Locher nel computo globale è primo davanti a Mayer e da Nyberg.
Vediamo un po' Kaelin, che non ha fatto una grandissima prima prova per lui. Mamma mia, questa sovraimpressione non ci consente di seguire l'atleta, che è in vantaggio notevole. Ora ha guadagnato circa 3 decimi, 4 anzi, sullo Scher. Anche lui nella porta dove è uscito Stiansen in quella lunga ha rischiato di scivolare via. Molto buono qui Urs, sta facendo una gara di estremo attacco Urs Kaelin. 36,05, ora 38 centesimi di vantaggio per Kaelin. Ricordo che lo Scher ha commesso qualche errore nel finale. Gara difficilissima, che lotta. Ultimi metri, ultime porte di gara per Urs Kaelin. Sta attaccando molto bene sotto, molto veloce nel finale Urs, che chiude. Guardate cosa gli ha mollato dall'intermedio in giù. Un secondo, ha lasciato andare come un pazzo nelle ultime 8-9 porte. Strepitoso tratto numero 1, l'atleta che quest'anno ha dominato la stagione con 5 vittorie, 2 secondi posti e un terzo, Mickey von Groningen. 47 centesimi di ritardo da Tomba, 18 centesimi di vantaggio su un Urs Kaelin assolutamente strepitoso nella parte finale. Avete visto come ha fatto quella curva con tutta la mano destra per terra. È in ritardo di 9 centesimi ora von Groningen. Ecco la curva di Stiansen, passata indenne. Certo che non è il von Groningen, almeno per ora, che siamo abituati a vedere. Il nervosismo sta un po' tradendo questo fantastico campione svizzero. Qui sta sciando benino, però vedete in ritardo, 13 centesimi di ritardo ora per lui rispetto a Urs Kaelin, e anche dopo l'intermedio avete visto come ha perso aderenza. Qui ancora un piccolo errore. Qua sotto Kaelin ha mollato tutto quello che c'era da mollare. Spero che Alberto lo sappia, che gliel'abbiano detto e che faccia tesoro di questa esperienza. Chiude von Groningen alle spalle di Kaelin per 38 centesimi e secondo. Tra 5 secondi Lasse Tschüss. È più importante, fa male, ma attenzione a Tschüss. 3 centesimi di ritardo da Tomba, un vantaggio di 62 su Urs Kaelin. Attenzione, un piccolo errore per lui, ha messo giù la mano anche lui, però guardate, 62 centesimi, però un grosso errore subito dopo l'intermedio per Lasse Tschüss. Praticamente ha fatto gara parallela a Kaelin nella prima parte, ma subito dopo ha sbagliato parecchio. Neve terribile, durissima. Buono qui Lasse. Vediamo come arriva questo intermedio. È in ritardo, 18 centesimi di ritardo per lui. Attenzione a Urs Kaelin. Urs Kaelin potrebbe avere fatto una grande rimonta, secondo nel 91, secondo alle Olimpiadi di Lillehammer. Guardiamo Tschüss nel finale. Non ha mollato come Kaelin. 58, 59 e dietro, addirittura terzo. Tra 5 secondi Alberto. Kaelin e von Groningen sono stati i due più forti quest'anno. Alberto per vincere deve battere i migliori. Vai Alberto. 4, 3, 2, via! Partito. ...65 centesimi da gestire. No! Si è ripreso, dai, stai su! È ancora in vantaggio di 38, dai Alberto, adesso sa di aver sbagliato, quindi rischierà ancora di più, non so come ha fatto a stare in piedi. Dai Alberto, attenzione a sta curva, attento! Questa era quella di Stiansen. Dai Alberto, adesso devi solo mollare in quelle 7 porte finali. Forza! Via che buono adesso, via! 36,05, il tempo di Kaelin, fermati, avanti, 6 decimi, dai Alberto! Attenzione adesso non deve tenere troppo, a gestire appena queste due, poi mollare. È qui che deve mollare, dai! Forza Alberto! Molla tutto adesso, giù! 59,07 il tempo da battere, 57, 58 è primo! 44 centesimi, campione del mondo! Grande Alberto, cadendo, incredibile come ha fatto a star su in quella porta, assolutamente strepitoso Alberto Tomba. Mamma mia,
ha fatto una manche assolutamente incredibile, era per terra all'ottava e nona porta, a tirarsi in piedi, e insomma Alberto riesce non solo a vincere questi appuntamenti ma a fare anche delle cose che rimangono nella storia dello sci.